Non voglio perdere troppo tempo, gli lavori quest'anno abbiamo il piacere di aver con noi il presidente di Unirec, il dottor Marco Pasini, che aprirà i lavori. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie Mariano e grazie a Delta Credit per questa opportunità. Ovviamente far aprire subito i lavori, diciamo, lancia subito nell'arena e quindi sicuramente ecco, è un po' più oneroso come incarico. Ma noi abbiamo partecipato insieme ad Asilea e alla collaborazione appunto di Delta Credit alla messa a punto di un lavoro di raccolta di dati che poi l'ex presidente Amprino ecco, sicuramente ci dettaglierà con precisione. E devo dire che questa raccolta di dati per noi è come associazione un momento sempre importante, ecco, perché ci consente anche di capire meglio nello specifico anche un settore come in questo caso quello del leasing, che ovviamente ha le sue dinamiche, ha le sue peculiarità. Come sapete il nostro rapporto, che quest'anno sarà il sesto e che vi anticipo che sarà a maggio sicuramente a Roma, ormai come consuetudine, andrà diciamo, a toccare e a vedere dati in termini più generali. In questo specifico abbiamo dei dati più tagliati proprio sul contesto che è tipico appunto di Delta Credit e sul quale pensiamo comunque che sia doveroso fare alcune osservazioni. Aggiungo una cosa, ecco, anzi parto un attimino da un punto di vista un attimino diverso. Ecco. Come associazione stiamo facendo un lavoro di revisione piuttosto importante sul piano formativo e stiamo praticamente introducendo, abbiamo presentato nelle macro regioni poche settimane fa, il programma che prevede l'avvio di un programma di formazione e learning per raggiungere diciamo, la massa dei nostri operatori. Tenete conto che parliamo di poco meno di 20.000 persone, che quindi è anche difficile pensare di radunare dentro a delle aule, a delle stanze, e per poter riuscire a dare una formazione molto più ampia e approfondita rispetto a quella che magari ecco, riusciamo a fare con le forze delle singole aziende, e in più partirà un programma di alta formazione riservato a titolari, manager d'impresa e quadri direttivi delle nostre aziende. Perché dico questo? Dico questo perché uno dei driver diciamo, di questo, come Amprino l'ha definito prima, 15-18, che è un periodo un pochino, per certi versi un pochino pericoloso anche da affrontare, uno dei driver principali sarà quello della formazione. E la formazione riteniamo che sarà effettivamente la chiave di volta del futuro nel mondo del recupero crediti. Ecco, è chiaro che in qualche modo la professionalità è un qualcosa che viene richiesto in maniera sempre più spinta per 1000 ragioni, dalle committenti che sono più esigenti, dalle normative, la compliance che è diventata una parola dire, ieri sconosciuta, oggi tutti parliamo di compliance. E in particolare il mondo del leasing è un mondo che richiede forse più professionalità rispetto ad altri mondi, perché il tipo di incarichi richiedono anche, chiedo scusa ma ho lasciato un telefono, se Amprino cortesemente me lo spegne lui, grazie. Abbiamo, come dicevo, ecco, un'esigenza di professionalità che è superiore rispetto agli altri nostri mercati. Il ticket dei crediti ecco, da gestire, l'importanza, qui parliamo di cespiti a volte che hanno dei valori veramente di centinaia di migliaia di euro, impongono veramente un approccio, una professionalità da parte di tutti gli operatori, vuol dire dal banale esattore all'operatore di back office, al gestore, che è assolutamente molto elevata. Il fatto di dover e di voler investire sul piano della professionalità da una parte garantisce la risposta che il mondo della committenza in qualche modo ci chiede e che in qualche modo noi dobbiamo garantire come imprese ecco, sul mercato piccolo, così particolare, ecco, non me ne vorrà il padrone di casa, ecco, però sicuramente l'aspetto della professionalità non può non essere diciamo, legato anche all'aspetto diciamo, del giusto commissioning. Fare le cose per bene sicuramente costa denaro, investire in formazione e in organizzazione costa denaro, e quindi su questo piano
un mondo come quello del leasing, un po' troppo esposto dal mio punto di vista a volte sul piano del recupero delle spese in termini di fee, ecco, verso il mondo delle nostre imprese, probabilmente dovrebbe fare qualche passo in avanti. Con questo io non vorrei aggiungere molto altro, ecco, e preferirei, ecco, lasciare la parola anche a chi mi succederà, in particolare, ecco, invito di nuovo Canciani a riprendere possesso della sala. Grazie.